Oggi i consorzi di bonifica stanno razionalizzando la portata dei vari fiumi per garantire l'acqua alle aziende agricole. Situazione di grande difficoltà e di grande imbarazzo anche da parte dei consorzi di bonifica. Consorzi di bonifica che oggi sono in difficoltà per l'utilizzo dell'acqua e per dare acqua ai nostri agricoltori. Oggi stiamo parlando di razionalizzazione. In alcuni consorzi, come anche l'Acque Risorgive, si sta già diminuendo su determinate aree perché l'acqua non ce n'è e quindi determinate aree andranno già oggi a secco, e questo è un elemento di grande difficoltà. Basti pensare che queste situazioni di gravità idrica le avevamo verso agosto, e quindi nel periodo in cui alla chiusura delle attività vegetative. Oggi siamo a giugno e quindi la situazione è di grande difficoltà, soprattutto oggi per le piante, per il mais, per le culture orticole che oggi hanno necessità di avere acqua per la loro produzione vegetativa. Ecco, qual è la situazione un po' più critica rispetto alle zone, alle aree della provincia? La parte nord, a me viene da pensare che insomma a ridosso della zona delle risorgive forse sta un po' meglio rispetto alla bassa. Guardi, purtroppo è una situazione di gravità su tutto il territorio del Veneto, tant'è che probabilmente ci sarà lo stato di crisi e quindi una situazione ancora emergenziale. Sicuramente nell'area dell'Alta Padovana, nelle aree di risorgive, c'è acqua un po' di più rispetto alla Bassa Padovana, che oggi è già in grosse difficoltà, e soprattutto anche per quanto riguarda il Brenta c'è la necessità di intervenire con interventi anche strutturali per la salinizzazione, perché oggi già in 15 km a monte per quanto riguarda la foce del Brenta c'è la salinizzazione, e quindi non è possibile irrigare perché c'è acqua salata. C'è da ripensare la rete irrigua per i cunei salini, ma soprattutto c'è da ripensare anche per la creazione dei bacini, di piccoli bacini che diano la possibilità che quando piove, quando c'è tanta acqua, vi è la necessità di chiudere, barrare l'acqua in più e darla poi nei periodi di crisi come oggi alle aziende e darla al territorio.